Pordenone continua a distinguersi e questa volta lo fa nel segno dell'ambiente. Secondo l'ultimo report di Legambiente, la città si conferma ai vertici delle politiche ambientali italiane, conquistando il primo posto tra i capoluoghi del Friuli Venezia Giulia. Un premio alla città e ai suoi cittadini che si dimostrano virtuosi nelle politiche ambientali, in questo caso chiaramente nella gestione consapevole e sostenibile dei rifiuti attraverso una raccolta differenziata applicata in maniera virtuosa, con soglie ben oltre l'80% dal punto di vista della quantità del rifiuto, ma con un aumento anche della qualità del conferito. Sappiamo che un rifiuto maggiormente di qualità valorizza anche proprio tutte le filiere del riciclo e quindi l'economia circolare, proprio perché poi ha una ridotta produzione di rifiuto secco pro capite. Sappiamo che il rifiuto secco è il cosiddetto indifferenziato, che è quello più particolarmente problematico nella filiera del riciclo, quindi è un dato importante. Meno si produce e più è sostenibile il sistema di raccolta. Un riconoscimento che vale doppio se si pensa che la città nel 2027 sarà capitale italiana della cultura. Questo è anche un segnale politico, mi permettete, di una politica ambientale che il centrodestra riesce ad affrontare senza ideologismi, molto ancorata alla realtà. Questo è un grande risultato, ma è un grande risultato ascrivibile anche ai cittadini di Pordenone, che riescono sempre di più a mantenere comportamenti corretti nella materia dei rifiuti, e questa è sicuramente una base di orgoglio di partenza, e quindi di una città che con i temi ambientali, con il rispetto dell'ambiente e il futuro dei nostri giovani fa il paio con la futura capitale della cultura.